Bellissima vittoria della SEAP dall'Icardillo Aragona nella quarta giornata del campionato di Serie B1. Il sestetto di Luca Secchi al Palasport di Agrigento, gremito di pubblico e tifosi, ha battuto nettamente 3-0 la squadra del Chieti con questi parziali: 25-18, 25-14, 25-16. Migliore in campo Ramona Ricò. Le biancazzurre hanno meritato il successo grazie alla loro tecnica e soprattutto alla loro esperienza. È stata la migliore partita tra quelle giocate e disputate, ha dichiarato il presidente Nino Di Giacomo. I 3 punti permettono alla squadra di rimanere in testa con 12 punti. Abbiamo fatto una settimana di alto livello, perché sapevamo di affrontare una squadra di classifica alta, dove la partita sarebbe stata difficile, quindi la nostra concentrazione è andata molto su questa gara. In più, giocando in casa è casa tua, quindi sei ancora più determinata nel fare belle prestazioni. La nostra partita secondo me è stata una bellissima partita, sempre come diceva Luca, di squadra. Abbiamo giocato veramente di squadra, ci siamo aiutati anche in momenti di difficoltà e ci sono stati spazi secondo me veramente di ottimo. Noi rappresentiamo oramai più un blasone perché abbiamo un passato con la Serie A, abbiamo il nome di una squadra costruita per fare il salto di categoria e non sarà facile, credetemi, perché andare specialmente fuori casa, andare in campi che sono al limite proprio dell'omologazione. Noi sabato abbiamo sofferto tantissimo a Torre Annunziata perché c'era un campo molto stretto, le ragazze non abituate a queste misure non riuscivano a fare le battute come loro sanno fare. Avete visto stasera che una chiave importante, oltre che al muro, sono state le battute, il servizio che quando entra taglia le gambe a tutte le ragazze che stanno là a ricevere. Quindi noi siamo soddisfatti e già pensiamo a martedì al ritorno per lavorare, per fare bene a Isernia, perché anche là è un altro campo che bisogna andare, ecco, non a passeggiare, non in maniera sufficiente, ma in maniera determinata e in maniera preparata e concentrata.